passato e il presente del vino, bene o male, lo si conosce, ma quale sarà il futuro? Il futuro sarà un mix tra il passato e il presente. Sai che il futuro non esiste, come diceva San Tommaso, da cui lo diceva d'Ippona. Lui diceva esiste il presente del futuro e il presente del passato. Il passato è glorioso, ma era più che altro vissuto come un bisogno. Il presente è fantastico perché siamo riusciti a far passare il vino dall'area dei bisogni all'area dei desideri, però poi ci siamo un po' montati la testa, abbiamo esagerato con i prezzi un po' in generale e ci siamo allontanati un po' dal mondo dei giovani. Infatti c'è una caduta mondiale di 50 milioni di ettolitri di bevute di vino in meno rispetto al 2019. Per assicurarci un grande futuro bisogna esorcizzare un po' questa posizione del vino troppo nobile e cercare di farlo comprendere un po' di più ai giovani, che la smettano di bere sti intrugli colorati e ricomincino a bere vino. Quanto incide il paesaggio poi sulla vendita del vino? Moltissimo, perché il vino arriva dalla terra, cioè dalle vigne. I grandi architetti della terra sono, i grandi designer della terra sono i contadini, con i loro ricami. Il paesaggio è fondamentale, in paesaggi belli come le Langhe e come la vostra zona del Prosecco, diciamo il cuore del Prosecco, Cartizia, Valdobbiadene, paesaggi strepitosi e anche patrimonio dell'UNESCO, vengono vini strepitosi. Ecco, parliamo di giovani e tra un po' molti giovani entrano nel mondo del lavoro, un consiglio per loro? Think local, act global, pensare locale, agire globali, studiare il proprio territorio, studiare bene le vocazioni, le potenzialità, l'arte, la storia, i prodotti e andare a vendere tutto questo mix, paesaggi, terra, e andarli a vendere al mondo. Andare a vendere al mondo l'Italia, che vuol dire esportare le nostre eccellenze e importare turisti che vengano. Il mondo del vino è fantastico perché esiste un wine tourism sempre in salita, il cibo e il vino, adesso siamo diventati anche patrimonio immateriale dell'UNESCO come cucina italiana, bisogna sempre più parlare di cucina italiana abbinato a vini italiani. Il vino è una componente della gastronomia italiana.